Insigne, il controllo impreciso, allora Perin, se ne sono andati 30 secondi, 4 e mezza alla fine. Padova con la forza della disperazione, Osugi giù pesantemente, il colpo di tacco interessante, Cutolo prova la botta, non va, poi non è finita, ancora una conclusione che finisce in porta, incredibile pareggio del Padova, ha segnato al 91esimo e 20 secondi con un gol praticamente trovato probabilmente da Renzetti se non ho visto male, ma dovremmo rivedere perché l'azione è parsa veramente convulsa. Una conclusione senza pretese che è finita in porta, non era Renzetti che continua ad abbracciare il compagno, rivediamo, Cutolo, il pallone fuori, c'è la conclusione incredibile, finita in porta con Anania completamente fermo. È Trevisan incredibile di sinistra, sì, guarda, messo male anche una deviazione, gol rocambolesco, insomma. Gol rocambolesco di Trevisan ed è arrivato il pareggio al 92esimo del Padova. D'altronde il Pescara si era chiuso un po' troppo con i cambi, la squadra di Zeman si è impoverita molto. Cutolo è entrato nell'azione del gol, perde palla, ancora Cascione, siamo al limite. Balzano, il cross è buono, Gessa arriva in anticipo, non si fida però del colpo di testa. Se era più cattivo di testa l'aveva anticipato Renzetti che gli aveva dato le spalle sbagliando, e comunque il Pescara ritorna dentro, incredibile. Finale incandescente, trova le ultime energie la squadra di Zeman, il cross di Zanon intercettato, poi Gessa che non è andato di testa in precedenza, aveva tutto il tempo. Verratti per Conì che prova di sinistro, ancora Verratti al limite, vuole l'imbucata, poi Insigne, ancora un cross, Gessa tutto solo a destra, l'entrata su di lui, rischiosa, Gessa, il cross italiano, praticamente da quinto difensore, recupera ancora una volta Togni, il pallone al limite, Conè può provare col sinistro, colpisce male. Però che reazione il Pescara, ragazzi, a voler vincere la partita fino all'ultimo, straordinario veramente, guarda. Incattivito per questo gol subito, guarda, deviazione, vedi, sì, in sì. Controtempo il portiere, gol fortunoso che ha premiato la reazione degli ultimi 15 minuti del Padova. Sono andati in 3 sul pallone, non ha visto nulla, poi si è trovata anche la deviazione, Anania che non ha potuto neanche abbozzare l'intervento. Un finale rocambolesco, un gol dell'1-1 veramente singolare, punteggio che alla fine premierà più il Padova rispetto alla squadra di Zeman, visto che Massa fischia alla fine. Zeman potrà recriminare per questo pareggio subito proprio in extremis, la squadra però ha speso molto durante il match, si lamenta Insigne, è arrivata un po' sulle ginocchia alla fine. Un po' sulle ginocchia, ma so, c'è sta vedere, il pubblico apprezza però veramente la voglia di questa squadra che anche oggi forse meritava qualcosina in più, però c'è da dire la reazione del Padova è stata da squadra importante, e anche se è stato un gol fortunoso il Padova ha avuto alcune occasioni per poter pareggiare. Il gol che non ti aspetti, quello di Trevisan al secondo minuto di recupero, che fa saltare la bella impressione che ha fatto il Pescara, il pensiero stupendo, possiamo chiamarlo così, di fare 7 vittorie su 7 in casa e avvicinarsi ancora ulteriormente al Torino capolista. Invece l'1-1 finale tra Pescara e Padova non fa che far piacere soprattutto ai Granata, che domani in caso di vittoria nel posticipo contro il Bari potrebbero allungare ancora di più in classifica. Ma rivediamo tutto quello che è successo allo Stadio Adriatico con il nostro Federico Mastria. Parte meglio il Padova nella prima frazione di gioco con Cascia che si propone immediatamente, Brosco chiude bene e riesce a disinnescare il centravanti veneto. Risponde il Pescara con Ciro Immobile che attende l'inserimento del compagno, poi fa tutto da solo, prova di destro, è bravo Perin ad intercettare e bloccare il pallone, non facile da tenere lì. Pescara che insiste con Togni, lo scambio con Insigne che poi si costruisce il destro, palla fuori di un soffio, questa volta Perin non ci sarebbe arrivato.
Insigne che comincia ad accendersi, Pescara che migliora col passare dei minuti, continua però a soffrire le iniziative sulla destra del Padova. Qui Zanon chiude, ma ci vuole un grande Anania per evitare l'autogol. Dalla parte opposta il destro di Immobile sull'assist di Insigne. Ancora bravo Perin, portiere molto reattivo, giovanissimo ma di sicuro avvenire. Questa è la migliore occasione del primo tempo per il Pescara. Cascione per Insigne, basta toccare, il tocco arriva ma la palla finisce fuori. E allora nel secondo tempo Zeman suona la carica, la squadra accelera, Sansovini prova col sinistro in acrobazia, si salva ancora una volta la porta del Padova che però viene messa sotto assedio. Immobile dopo il tocco di Insigne, il destro secco, palla sul palo, poi da sinistra arriva il cross, Perin è pronto a bloccare in presa. Pescara che a questo punto merita il vantaggio, ci prova Gessa, Perin ancora una volta ben piazzato, dal canto preoccupato la squadra di Zeman, padrona del campo, padrona della situazione, e allora arriva il gol dell'1-0 al 61esimo, scende ancora Gessa, poi sforna l'assist. Insigne puntuale per il suo 7° gol in questo campionato, molto bravo il numero 20 del Pescara a volare sulla destra, a non farsi ingolosire dal tiro in diagonale e piazzare il pallone proprio sui piedi di Insigne. Togni sfiora il 2-0 su punizione con Perin immobile, ma poi nel finale esce fuori il Padova. Pescara stanco, rischia con Cutuolo che ci prova col sinistro, ma è bravo Romagnoli ad opporsi con Anania battuto. I cambi di Zeman che provano a dar fiato alla squadra, ma è un assedio quello finale del Padova. Di testa ci prova anche Schiavi che non inquadra la porta, e poi nel finale al 92esimo si presenta Trevisan in zona tiro, senza pretese il suo sinistro che però viene deviato, beffa Anania e arriva il pareggio 1-1 tra Pescara e Padova. Beffa finale per gli uomini di Zeman. Rivediamo ancora una volta l'incursione in area di rigore di Cutolo e il tiro vincente di Trevisan per l'1-1 finale. E allora, come detto, per quanto riguarda le posizioni di vertice, piccolo passo in avanti sia per Pescara sia per Padova. Il Pescara va a 29 punti, quindi a -4 dal Torino, mentre per quanto riguarda il Padova aggancia il Sassuolo a quota 28. Si parlava di beffa da parte di Federico Mastria per quanto riguarda il finale di questa gara, dopo che il Pescara, soprattutto nei primi 30 minuti del secondo tempo, aveva giocato meglio, creando tantissimo, una grande mole di lavoro che però non è stata poi concretizzata con il misero gol, il 7° di Insigne, e poi l'ultimo quarto d'ora di forcing del Padova è riuscito a produrre il gol del pareggio. Andiamo a vedere allora le occasioni principali prodotte proprio nel secondo tempo, facendo un po' un focus per quanto riguarda le occasioni create dalla squadra di Zeman, che è arrivata nel secondo tempo con un piglio migliore in campo. Ecco la girata di Sansovini, una girata che ha dato anche l'illusione del gol al pubblico di Pescara. Maggior ritmo, maggiore aggressività, quella che ha chiesto Zeman prima di questa partita dopo il KO contro il Livorno, dove la squadra gli era sembrata anche abbastanza leziosa. Pescara che però non si è fermata a questa occasione, perché ha continuato a macinare il gioco, e ora vediamo ancora altre occasioni create dalla squadra abruzzese con Insigne che imposta. Qui abbiamo la girata splendida da parte di Ciro Immobile con il palo, con il portiere Perin assolutamente battuto e impossibilitato di poter rispondere. Rivediamo lo splendido gesto tecnico da parte di Immobile, e a quel punto il gol sembrava maturo, gol che appunto arriva al 16° del secondo tempo con Insigne, grazie a una splendida azione sulla fascia, sull'out di destro costruita, vedete, tutta in velocità dal Pescara con Gessa, che, come dicevano i nostri telecronisti, è stato anche fin troppo altruista, ha cercato sul secondo palo Insigne che da sottoporta, da sottomisura, tapine facile facile, esultanza assieme al compagno Ciro Immobile, e quindi Insigne a questo punto si è fatto un po' perdonare perché non è potuto essere partecipe della sfida nell'Under 21 vittoriosa in Turchia perché è squalificato, e allora ha segnato con il suo Pescara il 7° gol in campionato. A questo punto il Pescara però forse ha commesso l'errore, bisogna vedere se dovuto anche magari a una freschezza che era venuta meno, di accontentarsi, forse perché tranne una girata che il nostro
Agostinelli ha battezzato un po' come eccessiva da parte di Immobile, troppo alta, ecco che quindi si è un po' rinchiusa, i cambi non hanno sortito l'effetto sperato, con Sodium addirittura sostituito da subentrato con Koné, e allora al 92esimo ecco la beffa, tiro rimpallato di Cutolo, da fuori ecco un po' vanno tutti a convergere sul tiratore che era Trevisan, e la deviazione che poi ha sicuramente spiazzato ed è risultata decisiva per battere Anania, che non ha potuto far nulla. Alla fine poi le occasioni il Pescara non è riuscita a crearle negli ultimi 3 minuti, se non con qualche mischia, e quindi è un risultato questo che potrebbe star molto stretto al Pescara di Zeman che non è uscito assolutamente soddisfatto rientrando negli spogliatoi dopo questo risultato che pone fine appunto alla serie di vittorie consecutive in casa.